Se ci fermiamo noi si fermeranno tutti. La nuova forma di protesta di gruppi di imprenditori veneti associati a Veneto Imprese Unite, nati spontaneamente lo scorso ottobre all'inizio della seconda ondata di pandemia, si è spostata dalle piazze alle strade. Una serie di rallentamenti stradali nelle arterie più frequentate delle province di Treviso, Belluno e Vicenza sono stati messi in atto in mattinata e sono stati annunciati anche per i prossimi giorni. Una contestazione pacifica che ha cercato di limitare le difficoltà di chi viaggiava e che si è trovato di fronte a una sorta di flash mob attuati sia con mezzi in movimento che rallentavano la loro marcia che con attraversamenti pedonali molto lenti e ripetuti che hanno provocato incolonnamenti. Hanno spiegato che dopo un anno di pandemia, avendo investito migliaia di euro per mettere in sicurezza le aziende durante il lockdown, gli imprenditori di vari comparti produttivi si trovano al punto di partenza. La situazione sembra congelata all'8 marzo 2020, con la differenza che le loro casse ormai sono vuote, tanto che c'è stato chi non ha retto a questa situazione reagendo nel modo più estremo. Oreca, turismo, sport e wellness, commercio, cultura e creatività sono filiere che da sole costituiscono quasi il 50% del PIL del paese e, sostengono i manifestanti, sembrano essere condannate a morte certa, date le misure totalmente insufficienti adottate sinora. Per questo, dopo aver contestato in piazza, hanno voluto simbolicamente dimostrare come il loro stop possa diventare il fermo dell'intero paese.